La rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, promossa dal Consorzio del Proloco del Decumano, ha fatto tappa in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Ospite d'eccezione venerdì 25 settembre lo scrittore trevigiano Giandomenico Mazzocato e due musicisti con una particolarità più unica che rara. Questa sera siamo con un appuntamento molto particolare poi, perché a parte l'argomento trattato dallo scrittore, siamo riusciti anche a individuare e portare un clavicembalista, ma soprattutto un contraltista, un controtenore, cioè che canta con la voce che si usava nel 600 e nel 700, quindi è una cosa molto importante, più unica che rara, oserei dire. E noi purtroppo facciamo questa manifestazione come tutte le altre Proloco, avendo dovuto rinunciare a causa appunto questo problema del Covid a tutte le manifestazioni programmate. Ma come si caratterizza la produzione letteraria di Mazzocato? La mia scrittura si caratterizza per essere una scrittura profondamente veneta. Racconto storie di questa regione e racconto storie soprattutto di quando gli albanesi, i marocchini, rifiutati, disprezzati in giro per il mondo eravamo noi. Racconto storie di emigrazione, racconto storie di povertà e la mia idea è quella che il mio racconto siano locali ma non localistici, nel senso che diventano immagine di un dolore universale, di uno sfruttamento universale e di una universale lotta per sopravvivere. Con questa opera Mazzocato è stato finalista al premio Strega, ma di cosa parla il libro? È ancora una storia che viene dal profondo Veneto, in questo caso viene dal Polesine. Nel paese della fame, delle inondazioni, del grano che non diventa mai maturo e in cui nasce questo ragazzo dalla voce bellissima che viene virato perché conservi questa voce e vive nel mondo tutta una serie di avventure. Conosce Vivaldi che è il suo maestro, conosce Goldoni che è il suo compagno di Baldori anche se è più vecchio di lui, conosce i Tiepolo, conosce Casanova e conosce alla fine soprattutto George Frederick Handel che porterà a compimento la sua arte. Un ringraziamento agli organizzatori è giunto anche dal comune di Santa Maria di Sala che ha ospitato la serata. Per noi, per l'amministrazione comunale e per il sindaco Nicola Fragomeni, è un onore poter ospitare questo appuntamento della kermesse organizzata dalle Proloco del territorio e in particolar modo dobbiamo ringraziare la Proloco di Santa Maria di Sala, Roberto Masetto e tutto il suo staff, perché siamo ritornati piano piano alla normalità dopo un periodo di stop Covid anche con la cultura e la musica.